Il Gran Premio del Giappone disputato sul circuito di Suzuka è stato vinto da Jenson Button con la McLaren davanti a Fernando Alonso con la Ferrari. Terzo classificato Sebastian Vettel con la Red Bull, che si è laureato matematicamente campione del mondo per la seconda volta consecutiva. La Ferrari nella gara nipponica si è comportata abbastanza bene, intanto almeno 1500 tifosi di Sebastian Vettel a Eppenheim in Germania, città natale del pilota iridato, hanno celebrato il secondo titolo del loro eroe con fuochi d'artificio, champagne e scene di gioia. Dopo aver vinto il primo titolo l'anno scorso, il pilota della Red Bull venne accolto da 10.000 persone al parco delle esposizioni della sua città, ribattezzata Vettelheim, e della quale è diventato cittadino onorario. La 23esima edizione della gara lucana di Melfi, Baia, Puglia e Lucania si è conclusa con la vittoria del romano Claudio Petrucci e del navigatore bresciano Paolo Manfredini con il Suzuki Gran Vitara 1.9 DDS del team Poilucci, che si sono confermati al secondo posto nella classifica generale di campionato e l'affermazione nel gruppo T2 della serie tricolore Xai. Il milanese Lorenzo Codecà, assieme al navigatore modenese Bruno Fedullo a bordo del Suzuki Gran Vitara 3.6 V6, è risultato secondo assoluto in gara e campione italiano per la quarta volta in carriera, terza come pilota ufficiale Suzuki. La Suzuki, dopo aver conseguito il titolo tricolore tra i costori e nel gruppo T1, ha completato con l'Emplane la partecipazione al campionato italiano Cross Country Rally 2011 attraverso l'affermazione nella graduatoria riservata ai conduttori assoluta e nei conduttori del gruppo T2. Automoto d'Epoca, il più importante salone italiano dedicato alle auto e moto storiche, avrà svolgimento dal 21 al 24 ottobre 2011 alla Fiera di Padova. Sono molte e importanti le novità, a cominciare dalla formula auto e moto d'epoca entra con la forza dei numeri e del volume di affari nel ristrettissimo novero degli eventi effettivamente internazionali del settore. Il posizionamento nella fascia di assoluto prestigio porta ad un'innovazione da tempo attesa. Addetti ai lavori e grandi collezionisti potranno visitare l'evento in anteprima. Ciò accadrà nella giornata del 21 ottobre dalle 10 alle 18, escluso per il settore ricambi e modellismo. L'obiettivo è di dare a collezionisti appassionati l'opportunità di visitare con calma e al di fuori delle folle quella che si è ormai imposta come la manifestazione più amata dagli appassionati italiani e non solo. Un nuovo motore benzina turbo ad iniezione diretta per il marchio Alfa Romeo dal 2013 sarà sviluppato e prodotto nello stabilimento FMA di Prato la Serra in provincia di Avellino. Il nuovo propulsore 4 cilindri, che sarà predisposto per applicazioni trasversali e longitudinali con una cilindrata di 1,8 litri e una potenza massima fino a 300 cavalli, diventerà il nuovo riferimento prestazionale della sua categoria. Sarà conforme alle future normative anti-inquinamento europee Euro 6 ed americane Tier 2 BIN 5. Costruito interamente in alluminio, sarà equipaggiato con i più moderni contenuti tecnologici quali l'iniezione diretta benzina 200 bar, il doppio variatore di fase e un turbo compressore ad alta efficienza. La Michelin ha firmato un accordo col Museo Ferrari nell'ambito della collaborazione tecnica con la casa di Maranello per lo sviluppo delle vetture Gran Turismo del cavallino rampante. L'intesa ha durata pluriennale e si traduce in esposizioni, iniziative ed eventi dedicati alla scoperta delle tecnologie di fabbricazione dei pneumatici Michelin ad alta prestazione in un contesto storico prestigioso.